Amici di Bella Sicilia, buongiorno da questo bellissimo borgo siciliano. Guardate che bella giornata di sole. Novembre in Sicilia così. Scrivete nei commenti da dove siete collegati. Guardate, questo è il castello dei Ventimiglia. Avete sicuramente capito dove ci troviamo. Entriamo nella via principale. Ed ecco, passiamo sotto questo arco, la porta d'ingresso di questo borgo situato nelle Madonie. Aspettiamo di leggere i vostri commenti, fateci sapere se si sente, se si vede bene e scrivete anche da dove siete collegati. Noi siamo a Castelbuono e questo è il corso principale che ci porta poi nella piazza di questo borgo. Perché a Roma ora chiedono Ciao Mari, sì, proprio Castelbuono. Perché sei innamorato di questo borgo? Ma io ho vissuto 50 anni e risiedo ancora in Germania, però sono 20 anni che sono qua. Io potevo anche aspettare la Dio. In Germania quindi è stato, ma A Wolfsburg, ma Castelbuono la chiamava. Sì, sì. Il richiamo era Io forte. 2 volte all'anno venivo sempre a Castelbuono, sia in agosto che in inverno. Quindi anche quando si lascia la Sicilia resta sempre nel cuore? Sì, sì. Paese come questo ce n'è poco. Chi viene qua, anzi devo dire una cosa, i tedeschi stessi vengono e ritornano, perché li ho incontrati qui e mi hanno detto che mia moglie è amante del mare, io amante della montagna e facciamo un giorno in montagna e un giorno al mare, a Cefalù. Quali sono le eccellenze enogastronomiche più amate? A lei cosa piace mangiare? Ah, qua dicono, però io non lo so perché io mi piace cucinare e mi chiamano a me Ciccio in cucina. Complimenti. E cosa cucina di buono? Tutto faccio io. Pesce, carne, cignale, perché l'ammazzo io. Io vado a caccia, si vede dal cappello. Ci dica un po', chi viene qui a Castelbuono, da cosa rimane affascinato? Iniziando Mi dicono sempre che è bellissimo questo paese. Che cosa ci vedono io non lo so. Forse perché ci sono monumenti belli, penso. Diciamo la Sicilia è tutta bella, vero? Vabbè, ci stanno altri posti che sarà più bello di qua, io penso. Perché, come voi sapete, la Sicilia 300 anni è stata governata dagli arabi, poi turchi, Persia, anche i greci sono stati qua. Perciò figurato un po', per questo c'è questa cultura. abbiamo assorbito tutto, tanto, tante bellezze. Ecco, qui troviamo l'acqua tutto l'anno, una bella fontana. Sì, sì. Acqua fresca anche d'estate. Poco, perché non piove. Che il tempo è Il cambiato. tempo si è cambiato pure in Germania, come qua è a Germania. Comunque adesso dice che fa un po' di freddo, però quando io sono tornato, che ha 4 settimane che sono qua, il tempo come era là è qua, perciò l'atmosfera c'è qualcosa che non funziona. Ma cosa facevi in Germania? Che lavoro svolgeva? Io ho lavorato per 45 anni alla Volkswagen, a macchine.
E adesso vive in Sicilia, in serenità. Sì, sono pensionato, sono 20 anni che sono in pensione. Complimenti. Allora, magari Saluto. ritorneremo, ci preparerà un piatto per tutti gli amici di Bella Sicilia. Ecco, che piatto possiamo preparare magari? Qua a Castelbuono. Il piatto... Dicono che ci sono i migliori ristoranti della Sicilia. Se è vero... Ma lei qual è il piatto più buono che riesce a cucinare? Io faccio tutto, milenzane, faccio uno del tutto. Però per me, io cucino per gli amici. È tempo anche di funghi in questo periodo? Quando vado a caccia certe volte non trovo niente e mi metto a cercare funghi. Beh, magari un buon patto con i funghi, un risotto con i funghi. Bellissimo. Allora, salutiamo. Grazie. Ripete il suo nome? Francesco Certo. Giordano. Complimenti, Complimenti, arrivederci, signor arrivederci, arrivederci. Allora vediamo in televisione? Sì, eravamo in diretta sulla pagina di Bella Sicilia. Amici, abbiamo raccolto così per voi una testimonianza qui da questo borgo siciliano e continuiamo la nostra passeggiata. Intanto leggiamo qualche vostro commento. Rodrigo ci saluta dalla Francia, Maria ci manda un abbraccio dal Brasile, ma dai che bello. E poi abbiamo altri commenti che ci arrivano. Restate con noi perché adesso stiamo per raggiungere la piazza centrale di Castelbuono. Fateci sapere anche qual è il meteo dalle vostre parti, perché ieri ha fatto un po' di maltempo, oggi torna a splendere il sole. Ciao Barbara da Milano, ciao anche Guido, anche Giovanna ci saluta da Milano e poi dall'Abruzzo Franca. Che bello stare insieme a voi, passeggiare qui, vi portiamo virtualmente in Sicilia. E stiamo per raggiungere la piazza centrale. Ancora pochi secondi, intanto ci arrivano i saluti anche da Madrid, ciao Alex, da Bruxelles, ciao Marisa, e poi dal Marocco. Qualcuno mi chiede dove mi trovo, sono a Castelbuono nelle Madonie, provincia di Palermo. E questa è la piazza centrale. La piazza di Castelbuono, che possiamo facilmente riconoscere per questa fontana. C'è ancora chi è in maniche corte, come vedete lì. Metà novembre in Sicilia, vedete, ancora si respira un clima primaverile. Amici di Bella Sicilia, vi abbiamo portato con noi in questo viaggio nelle Madonie, un viaggio che continua, magari più tardi vi mostreremo qualcos'altro di bello, perché non tanto distante da qui ci sono alcuni dei comuni del circuito Bella Sicilia, c'è Geraci Siculo, c'è Gangi, c'è Petralia Soprana, borghi stupendi che vi invitiamo
a scoprire. Belli anche d'inverno. E qui è possibile gustare, guardate il panettone. Salve. Buongiorno. Ma cosa stiamo preparando? Siamo in live su Bella Sicilia, Onda TV. Buongiorno, ben arrivati. Stiamo facendo degustare un po' di panettone naturalmente della nostra azienda, agrumi e zafferano di Sicilia. Prego. Guardate, si sente già il profumo da qua. Ma perché è così speciale questo panettone? Fatto con lievito madre, materie prime siciliane. Adesso vi presentiamo la novità di quest'anno, che è il nostro panettone con cioccolato di Modica e limone, e adesso daremo una spolveratina di zucchero a velo. Ecco qua, prego, assaggiate. Si avvicina il Natale, ma qui il panettone si consuma tutto l'anno, è vero? Il panettone viene prodotto tutto l'anno, assolutamente sì, utilizzando, come dicevo prima, quelle sono le materie prime del territorio. Qui abbiamo cioccolato di Modica, siamo in Sicilia e noi veniamo da Modica. Perfetto, così. Ecco, venite da Modica quindi. Ragazzi. E allora, tra poco potete gustare il panettone con il vostro cioccolato, un'eccellenza siciliana. Un onore per noi. Bene, allora un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia, Onda TV. Ciao. Ciao. Buon assaggio, ciao. Ciao, ciao. Amici, ora faremo l'assaggio anche noi. Facciamo l'assaggio con grande piacere. Ecco qua. Tanti a voi. Prego. Prego. Grazie. E Grazie. prego. Signora. E allora, I video continuano con dolcezza. amici, fateci sapere ancora da dove ci state seguendo. Ciao Salvatore da Brescia, ciao Carmela dal Brasile, ciao Enrica, ciao Maria Cristina, Giusi. Un abbraccio a tutti da questo bellissimo borgo siciliano, ma la Sicilia è bella tutta. Vi invitiamo sempre a scoprire poi i comuni che fanno parte del circuito. Cerchiamo di fare rete tutti insieme. Voi aiutateci anche condividendo questo video e tutti gli altri che vi proponiamo in pagina. Siamo stati nella giornata di ieri a San Piero Patti, siamo stati a San Marco d'Alunzio, due dei comuni del circuito Bella Sicilia, per raccontarvi anche la festa di San Martino e lo schiticchio d'autunno. E oggi qui nelle Madonie, e qui ci gustiamo il panettone siciliano con il cioccolato di Modica. Ciao anche Leonardo. Questa è la nostra Bella Sicilia.